Oh sì, ma stai ancora in due treno e non te ne sei addonato che non si è movuto, non si è mosso, non si è muovuto da coppa in caratura. È rimasto sempre là, oi, abbandonato, chi ne ruggine. Oggi sto treno è solamente un suono. Cleme, volessi chiamare ora Amalfi, no? Potessi farci arendo marmolo, un bello cazzo grosso. Ma grosso assai. Un mano gigante, che sta che dice che in coppa una montagna di munezze e caricia tutta sta gente, guardate, io sto qua, un mano stronzo che galleggia coppa a sto mare in merda. Ma voi o sapevate che all'inferno della Bibbia era una discarica di munezze dove stavano i carogni dell'animale, l'osso, le pecore, le vacche, eppure l'assassino morto, la carne putrefatta, e appicciavano tutte cose, e tutto fedeva con mammò, in una vallata che chiamavano Ennom, fuori il porto di Israele. E quando la vallata tenimmo noi, e quando la fuoco per bruciare, per pulizzare, e quando a scendere, quando a scendere, quando a scendere. E sto fuoco ci scarfa o ci brucia. E st'inferno ci brucia o ci scarfa. E hanno pure acceso a Petro, o Rom. È rimasto in terra come una prete. Petro. Una città del Papa che ha perso la cupola di San Pietro. Petro. Il curatella della fisarmonica che si sono studiate. E suonava funicolì, funicolà, funicolì, funicolà. E mo' il nodolo sono rimasto in canna. Non scendono più che parole. Stanno zitte e mute. In da bocca inserrata.